In mostra fino a domani presso il centro Altinate San Gaetano la mostra Luce l'immaginario italiano a Padova, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e ideata e realizzata dall'Istituto Luce Cinecittà. Nato nel 1924 come Luce, l'Unione Cinematografica Educativa, con l'intuizione e l'intento di raccontare l'attualità del paese, della sua società e del mondo attraverso l'ancora nuovo linguaggio delle immagini in movimento, e ribattezzato con regio decreto l'anno seguente, l'Istituto Nazionale Luce venne presto sostenuto con forza e controllato da Benito Mussolini, che ne comprese e ne sfruttò le enormi potenzialità divulgative e politiche. Dopo oltre 90 anni e una vicenda che ha accompagnato in parallelo e continuità tutta la recente storia d'Italia, quell'intuizione è diventata oggi la più antica istituzione di cinema pubblico al mondo, e con un archivio di decine di migliaia di filmati e 3 milioni di fotografie, un patrimonio di immagini impareggiabili per quantità e ricchezza di temi, tanto da meritare nel 2013 l'ingresso per il Fondo Cinegiornali e Fotografie dell'Istituto Nazionale Luce nel registro Memory of the World dell'UNESCO, un bene italiano divenuto bene mondiale. Nel racconto di questo autoritratto della nazione, Luce, l'immaginario italiano, è concepita con un approccio espositivo non statico, ma come un flusso continuo di immagini. Una serie di parole chiave lega l'itinerario. Si va così dagli anni 20 di città-campagna ai 30 di autarchia, uomo nuovo, architettura, censura e propaganda. Si arriva a guerra e rinascita, Cassino, vincitori e vinti, modernità e arretratezza, economia, corpi politici, neotelevisione e tante altre. Una grande sezione finale è dedicata al ritratto di Padova. I cinegiornali Luce hanno catturato gli eventi di quegli anni e i terribili momenti della guerra. Special Channel News, Padova.